Ditemi se sentite, si sente bene? Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti a questa serata. A nome mio, del sindaco dell'amministrazione comunale, voglio ringraziare i relatori stasera presenti. Prima di tutto ringrazio il professor Felice Tiragallo, docente universitario a Cagliari e allievo di Michelangelo Pira. Grazie e bentornato a Vitti. Ringrazio Baptiste Bandino e Natalino Piras perché sono sempre disponibili a venire qui a Vitti quando si tratta di attività culturali, iniziative culturali. Li ringrazio a nome personale in modo particolare perché in queste settimane mi hanno sostenuto dandomi consigli e suggerimenti davvero preziosi. Ringrazio l'amico Diego Asproni e con lui tutta l'associazione Sinnos che da anni tengono vivo il ricordo e la memoria di Michelangelo Pira. Grazie davvero di cuore. Vi porto i saluti della famiglia di Michelangelo, purtroppo la moglie non sta benissimo per cui non è potuta essere presente con noi qui stasera. Questo è solo il primo, ringrazio naturalmente il padrone di casa, Don Totoni e la parrocchia che ci ha messo a disposizione questa sala. Questo è il primo di una serie di appuntamenti che a dicembre dedicheremo a Michelangelo a 90 anni dalla sua nascita. Gli altri appuntamenti saranno il 23 dicembre, il primo alle 3 del pomeriggio quando inaugureremo il percorso letterario curato e realizzato dall'associazione Sinnos. Di sera invece alle 20:30 ci sarà uno spettacolo musicale teatrale curato dal tenore Mialino Pira con la partecipazione del tenore di Giovanni Carroni e del quartetto etnico Manca Usai Bandinu Coronas. Il titolo dello spettacolo è Mialino Est. Niente, io stasera, se permettete, vorrei ricordare una persona che è morta qualche giorno fa. Vorrei ricordare Vittorio Sella, era un vittese, giornalista, scrittore e insegnante. È stata una persona sempre coerente e sempre dalla parte degli umili e degli oppressi. Mi piace ricordarlo così, ho avuto occasione di conoscerlo personalmente ed era davvero una persona speciale. Credo che davvero la sua mancanza comunque creerà un grande vuoto, non soltanto per la cultura vittese o per la cultura siniscolese, Siniscola era il suo paese d'adozione, ma per tutta la cultura sarda. Grazie a tutti, io vi lascio al convegno, lascio la parola a Natalino e buona serata, grazie. Buonasera a tutti. Michelangelo Pira avrebbe avuto 90 anni, una bella età. Lui è morto che ne aveva 52 nel giugno del 1980. Morto giovane, però ha lasciato una grande qualcosa su cui si continua a livello locale, ma anche a un livello più esteso, a ritornare per cercare di comprendere, di capire, di imparare. La figura di Michelangelo Pira, Miali e Grappini, come dice il manifesto della convegno di stasera, è un punto importante in quello che è l'elaborazione culturale a tutto campo nel Novecento sardo, ma potremmo dire nel tempo dei sardi. Vedremo stasera di comprendere com'è che queste cose ci tornano e, vedendo Pira, il suo pensiero, il suo lascito, la sua opera, la sua vita esemplare, da un punto di vista antropologico, da un punto di vista dell'allievo di Pira, in che maniera Pira è stato maestro di utopia. Pira come segno, come intesino intro dessa comunitate e ora dessa comunitate. Pira come campitura globale. Voglio anch'io ricordare Vittorio perché tra l'altro la contingenza è data proprio da quando venne lui la prima volta a dire: osserva Natalì, ha messo questo libro che deve tessire come ho avuto occasione di leggere Giussino, viti su 1983. Bene, questa è una cosa che deve leggere, questa è una cosa entusiasmante. Vittorio, mi ricordo, è stato capace di sintetizzarmi
con poche battute quello che poi è il percorso narrativo di Sossinnos. E come Vittorio e neanche Piaghere, questo devi lamentare, che noi siamo a leggere per la prima via il giorno del giudizio di Salvatore Serra. Che noi Gallo, un romanzo famoso come poi è diventato, come è stato nel passaggio dalle edizioni Cedam alla Delfi, il boom mondiale del romanzo di Salvatore Serra. E Vittorio Mannato osserva, legge questo romanzo, all'inizio si è nato e dato per primo di questo romanzo, che ne chiamiamo l'Isca, opaco l'Isca, Michelangelo Pira. Quindi vedete che la memoria di Vittorio, e mi fa piacere questo evidenziarlo, comunicarlo, dirlo insieme a voi, la memoria di Vittorio torna dentro quello che è il pensiero, la memoria di Michelangelo Pira questa sera. Diranno gli altri i relatori qualcosa, molte cose interessanti sugli aspetti di cui prima parlavo. A me tocca dire qualcosa su Pira narratore, su Pira organizzazione di racconto, sul vedere come Michelangelo Pira con le sue opere, con i suoi libri, ma anche con chi ha avuto la ventura di ascoltare Pira alla radio, le sue trasmissioni su Radio Sardegna, cose che poi sono finite nel libro Sardegna tra due lingue, Pira tutto questo come capacità di intervenire su qualsiasi aspetto, dicevo prima, della storia dei sardi. Perché Michelangelo Pira, al di là di tutto quello che si può dire di lui, resta un grande narratore. Questo è uno che contatta. E voi spiegate Sossinnos, un romanzo che è stato scritto sardi, in Vizichesio, dopo che si morto, 3 anni dopo, voi ci dite, come Sossinnos robesta la capacità di Michelangelo Pira di contare in un conto contro le saide, contro chi chissà che inteso dai Zubabu, dai Zumaninetti, dai altre, che però poi sono contro che si possono sapere in altre dimensioni, in altre città, in altre latitudini. Voglio dire che chi legge Sossinnos entra in 2 dimensioni. Innanzitutto nel piacere della lettura del sardo, della lingua sarda, di sicchezza che Michelangelo Pira è capace di manizzare. E poi beste viene a fatto che sul conto ad esempio de Sacramata de Solmortos in Piazza Nova, in Nova a un certo punto una die si collina a pare, o dai scarcundi che conta che lo scoglio tocca a pare, io gli asproni, morro i picco, custo cudatelo, zamama catapitu giudizio che è morto e attrassente, che sono capaci di narrare come este itti saida, ma come potendo essere salvita scanno battuto che come Michelangelo Pira è capace di contare. È stato rilevato come, e questo è stato messo anche nella fascetta editoriale della edizione della Torre del 1983 di Sossinnos, come il romanzo di Pira fosse da considerare un altro 100 anni di solitudine, Macondo, di Gabriel García Márquez. Ed effettivamente è vero. Ha fatto una cosa che i umidi, già due distanza, già visti in Sardegna e Macondo, che potrebbe essere collocato in un'idea di America Latina. Questa è la capacità di chi è contata di anche dividere questo personaggio viene in contatto come cosa che non appartiene ma che potrebbe essere di un anno prima in caso si sia stata da parte di suo. Ecco, questa è la grande capacità letteraria di Michelangelo Pira, il fatto di essere, nell'utilizzo del contesto, capace di narrare la dimensione del suo paese
la sua autobiografia in fondo riconoscibile in tanti altri vitesi, ma anche la capacità di rendere il sardo funzionale a tutto questo. È bello il sardo che Michelangelo Pira utilizza come linguaggio letterario, e che tra l'altro non è che è un linguaggio che viene, diciamo, da chissà quale accademia della Crusca, è il linguaggio del parlato, del saggio, che è capace di rendere linguaggio di comunicazione letteraria. C'è da rilevare come Socinnos nel 1983 è uno dei primi romanzi in lingua sarda, coevo di altri due, adesso non so con precisione quali siano state le uscite prima e dopo, di altri due romanzi interessanti che sono Zarbore de Solzinesos de Larinto Puscitu e poi un altro romanzo, Manico de Memoria di Antonio Cursu, che tra l'altro è stato un grande animatore culturale. Tra le altre cose di Antonio Cursu si ricorda la rivista La Grotta della Vipera, che si occupava di letteratura e altre cose, mandate avanti per diverso tempo. Bene, Socinnos, in relazione a questo duo romanzo, Lo Zarbore de Solzinesos e Manico de Memoria, funziona tale centro che effettivamente necessita collire in questa maniera capita di contare e di riflettere sopra le sue spontanee, ha questa capacità che associate con due mancano, che sono sul contare un punto. Invece in Pira, perché effettivamente lui è uno che è capace di, oltre che di disarticolare, anche di organizzare i linguaggi, ecco, c'è questa idea di partenza che è data appunto dal fatto di vedere com'è che una parola ne trascina poi tante altre, come la parola parlata diventa poi scrittura. Quando era Socinnos, come si incomincia sui romanzi? Che induno che anzi prima una riflessione che narra, ma cosa che pro comprendere perché tempo e esperienza. E ma cosa che non ad esperienza non la comprende proprio, che sono, come dire, due cose scontatissime, no? E che però, riferito a quello che è l'inizio della narrazione, dimostrano come sia l'idea della comunicazione letteraria in vita, che è quella di rendere semplice anche il pensiero più complesso, ricorrendo alla capacità di narrazione. Cada conflitto che narra, si comincia questa figura di un che mill'anno fa che sei solo di un tremere e su chi provoca tenisse la capacità di poi di poter andare per comprendere su zone secreta che ne passa in questa tumba in un arco di Monare, un tumbo, ed è sul tumbo che si tutto. Ora, come dire, uno scrittore che pretende di partire dall'aspetto concettuale per narrare, ma non riesce a raccordare le cose, sarebbe perso. Invece Michelangelo riporta tutto, se continuiamo a usare le Socinnos come termine di paragone, a quella che è la capacità di questo tumbo di diventare storia. E infatti dopo sul primo capitolo queste sue idee commenteschi Salmano, non la scrive solo una parola, entra sul punto del Saida, di Emiliano, che poi è un anagramma di Mialino, di Miasi, di Grappino, e sta mischiando su queste, su contare, su sconto, su nostro, con noto, una vita che non conosciamo, a su queste sopra di tornare a riflettere sopra il suo punto contatto. E allora si inizia a Pira, su contare di Pira, che hanno intrattato questo aspetto della tradizione, a un altro grande scrittore di Sichigi, e che non è conosciuto come degli antecedenti, avete sconosciuto, magari non è di essere citato, che è Raimondo Tronco, Monsignor Raimondo Calvisi, che ha lasciato come patrimonio 5 libri di
storie, leggende, racconti, miti delle tradizioni del Nuorese, e come Michelangelo Pira è capace di far sì che questi suoi tipi e racconti, che sono diciamo nel contesto barbarico, funzionino poi, saputi leggere, nella dimensione più allargata. Ecco, si potrebbe a questo punto vedere poi in che maniera tutte le opere di Michelangelo Pira, Rossinus, ma precedentemente La rivolta dell'oggetto, Sardegna tra due lingue, sul romanzo i Tesinara ha stessito questo cubo dopo che si è morto, che ha scritto prima Sossino Gisalle, e chi snaraia prima La legna cattiva, con cui lui partecipa negli anni 60 al premio Deledda. Ecco, andando a vedere tutto questo, vediamo come ci sia dentro l'intera opera di Pira questa capacità appunto di raccontare riflettendo e riflettere raccontando, che poi anche di un altro grande scrittore che a me è congeniale, che mi è capitato di paragonare spesso a Pira, è che Leonardo Sciascia, non a caso siciliano come Pira è esatto, dove la sicilitudine di Leonardo Sciascia, lo enuncio soltanto, incontra spesso quella che è la capacità della sarditudine di Michelangelo Pira di raccontare continuamente se stesso, e in questo raccontare se stesso tante altre comunità di appartenenza, quella reale, vittese, ma potrebbe essere anche quella cagnalitana, di Quarto Sant'Elena, di Capitana, dove lui abitava, e quella che è un posto che il Sossino si narra Libra, ma che però durante un libro che stessi dopo Michelangelo Pira è morto negli anni 90, invece i Tesinara profetizza l'avvento di internet. Ecco, potete essere spostati dal villaggio elettronico. Pensate alla capacità del suo contare utilizzando il usato come struttura che aveva italiano usato dai Pira e dai usato ai dato, da entrare in internet. Andata allegre Tesinara sui break del villaggio elettronico, e però si rende conto come Pira effettivamente arrivata prima che noi saremmo sconosciuti, questo scritto di internet ha nato un uso globale. Allora questo ci deve anche far riflettere sul fatto che dentro questa comunità, quando c'è la capacità di raccontarla come autobiografia che sempre si identifica in diverse altre comunità, questo è capace di farci dire lo sconto dei Chinzu a tutto, quello che è proprio quanto Michelangelo e quanto noi che ci continuamente accostiamo alla sua opera per comprendere, per imparare i timbri. Il sardo di Michelangelo Pira narratore è quanto di più comunicativo possa essere. Provate a leggere Michelangelo Pira all'entrare dal Calesi a Gianna e a servire di più sono io dove sta.